professoressa Maria Vittoria Dieci lavora all'Università di Padova allo IOV ed è grande esperta di carcinoma mammario. Maria Vittoria, perché è importante in questo ASCO 2025, si dà molta enfasi a questo tema, la qualità di vita del paziente? Fino a poco tempo fa anche negli studi clinici era un endpoint surrogato, ora diventa quasi un endpoint primario. Sì, beh, è importantissimo e questo è sancito in realtà anche dalle società scientifiche internazionali. Basti pensare che comunque l'ESMO, la nostra società scientifica europea, valorizza l'endpoint della qualità di vita come l'endpoint principale insieme alla sopravvivenza globale, ad esempio negli studi che mirano a migliorare gli outcome clinici delle pazienti con tumore della mammella avanzato, o meglio, pazienti con tumore avanzato in generale e quindi anche con tumore della mammella. Sicuramente è fondamentale. Stiamo assistendo a un aumento costante delle opzioni terapeutiche per le nostre pazienti, opzioni terapeutiche che portano con sé diversi carichi di tossicità, differenti tra di loro ed è giusto andare ad analizzare nel dettaglio non solo la tossicità nel modo diciamo canonico, no? Individuato dal medico, ma anche andare a cogliere in modo un po' più preciso quello che è il vissuto della paziente rispetto a queste tossicità. E credo che il messaggio che stia passando effettivamente sempre di più è che il miglioramento del dato di sopravvivenza e del pure endpoint clinico da solo non abbia la stessa forza del miglioramento dell'outcome clinico accoppiato a un mantenimento e se possibile anche un miglioramento della qualità della vita.